Salve ragazzi, benvenuti in questa nuova piccola avventura. Siamo a Roncà, in provincia di Verona, assieme al presidente dell'associazione Valnera, l'associazione paleontologica del museo di Roncà, Giancarlo Tessari. Ci sta accompagnando in questa antica giassara, un luogo dove un tempo veniva stipato il ghiaccio. Andiamo ad esplorarla. Dunque ragazzi, non c'è possibile scendere perché non c'è più la scala che porta sul fondo. Tuttavia questa enorme sala che vedete, lì c'è la volta, era una stanza profonda circa 6-7 metri, dove un tempo veniva accumulato il ghiaccio e la neve durante il periodo invernale. Chi lavorava qui portava la neve, la pressava e poi quello che si formava, quindi questo strato di ghiaccio, veniva venduto nei mesi estivi per vari motivi. Guardate, qui c'è ancora il vecchio lampadario, porta lampada. Allora Giancarlo, raccontaci qualcosa. Diciamo, andavano nelle valli qua nostre, perché una volta le temperature erano molto diverse durante il periodo invernale, quindi nelle valli ghiacciavano, andavano a prendere il ghiaccio e lo trasportavano qua. Inizialmente serviva per conservare la carne, il burro e altre cose. Ultimamente invece le medicine erano ancora molto importanti. I frighi non c'erano, questo era, diciamo, era un frigo naturale che usavano allora. Noi stiamo cercando di valorizzarlo, speriamo di poterlo fare in una maniera sicura anche per le persone che entrano dentro. Guardando così, adesso vedremo nei nostri provvedimenti in merito per poter, diciamo, valorizzare la ghiacciaia anche il nostro territorio. Sì, perché in effetti adesso si trova in una condizione di semi-abbandono, come vedete. Fantastico, una bella piccola curiosità. In tutto il parco regionale della Lessinia non è difficile incontrare queste strutture. Di fatto le ghiacciaie sono state i frigoriferi del passato, usate per secoli prima dell'invenzione dell'elettricità per conservare alimenti e ghiaccio. Erano per lo più strutture seminterrate o sotterranee, spesso a forma di imbuto rovesciato a cupola. Venivano costruite esposte a nord, vicino a corsi d'acqua e protette dall'ombra di fitti alberi per mantenere una temperatura costantemente bassa. Durante l'inverno venivano riempite di neve o ghiaccio pressato, alternato a strati di paglia o foglie secche che fungevano da isolante termico. Grazie a questo sistema il ghiaccio si manteneva solido fino all'estate successiva. Serviva per conservare carne, pesce o rinfrescare bevande o per usi medici. Con l'arrivo del ghiaccio industriale a fine Ottocento e dei primi frigoriferi domestici nel Novecento, le ghiacciaie sono andate in disuso. Oggi molte di esse sono tutelate come affascinanti opere di archeologia rurale.